Allora, Presidente Destro, passiamo a qualche curiosità un po' più leggera, diciamo così. La situazione dello sport oggi, post-Covid, e ci può fare una panoramica e perché le faccio questa domanda proprio a lei, proprio che ruolo ha avuto all'interno del mondo dello sport? Allora, è una domanda che calza molto bene, nel senso che io dopo 7 anni ho appena passato il Esatto. testimone a Roberto Gasparetto alla presidenza di Assindustria Sport, che ricordo essere la società controllata da Assindustria Veneto Centro, e ricordo che nel mondo confidustriale siamo forse l'unica realtà di Confindustria ad avere anche una società sportiva di grande vertice. Di grande vertice, una società sportiva che nasce nel 1970 con lo scopo di dare ai giovani una crescita non solo in termini scolastici, ma anche in termini sportivi, convinti che i manager, gli imprenditori di domani devono essere preparati in maniera adeguata, e pensiamo che uno di questi veicoli sia sicuramente lo sport. Quindi nasce per questo obiettivo. Ad oggi la società conta più di 1000 tra ragazzi ed adulti, ha due grandi eventi che gestisce, che sono la Padova Marathon, che è l'evento sportivo della città di Padova, e il meeting internazionale Città di Padova. Abbiamo fatto anche una bella, diciamo, aggregazione in ambito anche sportivo, perché ci siamo uniti a Confindustria Rovigo e Venezia, e quindi anche nello sport, diciamo, abbiamo fatto una bella dimostrazione dove ci sono, perché dobbiamo difendere i Mhm. campanili, ma anche qua una progettualità ampia e comune a territori diversi. Questo è un po' il nostro piccolo ma grande orgoglio, perché io penso che in epoca di pandemia un'altra leva importante per i ragazzi sia stata proprio lo Eh sì. sport, e che abbia permesso ai ragazzi. Tra l'altro l'atletica leggera è stato uno di quelli fortunati che sostanzialmente non ha mai chiuso, perché svolgendosi all'aperto ha permesso ai ragazzini di poter continuare a fare sport, e io penso che anche questo sia stato una bella dimostrazione di vicinanza al territorio, di vicinanza alle famiglie e di vicinanza ai nostri ragazzi, perché vorrei ricordare che sono loro il futuro, e il compito nostro è quello di passargli un buon testimone. Chiarissimo e più che condivisibile. Ultima domanda.